Un'altra vita spezzata sulla strada, un 23enne è morto schiantandosi col furgone mentre lavorava, il cordoglio del sindaco di Cavarzere. I carabinieri hanno arrestato un 69enne di Mira che per anni ha abusato di una minorenne. Una bambina di 3 anni è stata dimenticata nello scuolabus parcheggiato nell'autorimessa della zona industriale di Scorzè. Sotto il sole cocente l'ha ritrovata il papà. Solitudine, i dati elaborati dallo CGIL sugli ultraottantenni soli in Veneto sono preoccupanti e servono delle azioni specifiche da parte della politica. Allarmi alla foce del Sile, da giorni reti vuote con pesci morti sono il triste risultato. Quando le imbarcazioni tornano arriva il racconto dei pescatori. Dopo il presidio di ieri un ordine del giorno è stato approvato all'unanimità da tutte le forze politiche, la richiesta garanzie sui servizi sanitari del distretto del Lido e per le isole dell'estuario. Proteggersi da sole dalle scottature è importante, sin da piccoli l'ULSS 3 e la Regione hanno avviato una campagna di sensibilizzazione. Buonasera, ben ritrovati dalla redazione di Venezia. Dunque questi i titoli in primo piano, la cronaca, un'altra giovane vita spezzata sulla strada, un 23enne è morto schiantandosi col furgone mentre lavorava, il cordoglio del sindaco di Cavarzere. Tragico incidente questa mattina verso le 6:30 tra Rovigo e Villadose lungo la regionale 443. Nicolas Lazzarin, di 23 anni, originario di Adria ma residente a Cavarzere, si è schiantato contro un platano con il furgone mentre distribuiva i giornali. Sul posto sono giunti i vigili del fuoco, i carabinieri e il SUEM, ma nonostante il tempestivo intervento gli uomini del personale sanitario non hanno potuto fare altro che constatare il decesso del ragazzo morto sul colpo, che ha devastato la parte anteriore del furgone scagliando nei campi parte del carico. Da chiarire la dinamica, ma tutto fa pensare a una fuoriuscita autonoma dalla sede stradale. Sconvolto il sindaco del paese. In questo caso non ci sono mai le parole giuste, ovvio che c'è un grande rammarico, un grande dolore da parte dell'intera comunità. All'inizio non avevo capito di chi si trattasse, poi un po' alla volta sono riuscito a risalire alla famiglia e conosco molto bene anche la mamma, quindi diciamo, il dolore è grande anche dal punto di vista mio personale. Ovviamente l'intera comunità, l'amministrazione, l'intera comunità è vicino per quello che può in questi momenti tragici alla famiglia. Tanti i messaggi di cordoglio sulla pagina Facebook di Nicolas a poche ore dalla notizia che ha lasciato tutti senza parole. I carabinieri hanno arrestato un uomo che per anni ha abusato di una minorenne. Un 69enne pregiudicato di Mira è stato arrestato dai carabinieri in esecuzione di un ordine di carcerazione seguito a una condanna in appello. Deve rispondere dei reati di violenza sessuale aggravata e continuata, compiuti tra il 1994 e il 2007 nei confronti di una donna che all'epoca in cui sono iniziati gli episodi aveva meno di 14 anni. La pena residua definitiva è di 6 anni e 1 mese di reclusione. L'uomo è conosciuto alle forze dell'ordine anche per essere stato arrestato negli anni 90 insieme ad altri per detenzione di armi ed esplosivi. A Mestre invece i carabinieri hanno arrestato il 54enne pregiudicato condannato dal Tribunale di Verona per una pena residua di 1 anno e 4 mesi di reclusione più una multa di 400 euro. È accusato di un furto in abitazione e un furto con destrezza commessi nel 2018 rispettivamente a Verona e Salzano. Una bambina di 3 anni dimenticata nello scuolabus parcheggiato nell'autorimessa della zona industriale di Scorzè. È successo giovedì poco dopo le 13 nella giornata che ha registrato il picco delle temperature. All'uscita della scuola dell'infanzia i bambini sono stati fatti salire come ogni giorno per fare ritorno a casa, ma i genitori della bambina hanno atteso invano che arrivasse, quindi scattato l'allarme alla stazione dei carabinieri di Scorzè e alla ditta che gestisce i percorsi scolastici per sapere dove fosse stato parcheggiato lo scuolabus. La bambina è stata poi ritrovata dal papà all'interno dell'autobus mentre stava piangendo. Pare che la bambina si fosse addormentato, nessuno dei due a fine corsa si fosse accorto che all'interno era rimasta la piccola.
Dramma della solitudine, i dati elaborati dallo CGIL sugli ultra ottantenni soli in Veneto sono preoccupanti e servono delle azioni specifiche. C'è chi si ammala e non viene assistito o chi viene raggirato per aver scambiato 2 parole in fiducia con qualche truffatore. Quello della solitudine è un dramma che non risparmia tanti anziani veneti, in particolare chi vive in zone più isolate. I dati dello CGIL, che ha condotto un'indagine approfondita, sono preoccupanti. 210.000 anziani soli over ottantenni, quindi è un esercito di persone ed è una situazione che sta diventando sempre più drammatica, il tema della solitudine. Persone insomma, che vivono in una situazione di forte disagio perché la nostra società non tiene conto della popolazione che invecchia e così noi non abbiamo né le abitazioni che sono a misura di anziano, né le nostre città, né la mobilità e le persone, tra l'altro anche con redditi che sono sempre più bassi perché noi sappiamo quanto siano falcidiate le pensioni, che si trovano in una situazione di completo abbandono. La provincia con la percentuale più alta di over 80 soli e rispetto agli ultra ottantenni totali è Belluno, con il 66,4%. Segue Rovigo. Le altre si equivalgono: Padova, Verona, Venezia, Treviso, Vicenza con il 61,2%. Insomma, gli anziani che vivono soli nelle province superano il 60% e secondo il sindacato la politica deve tener conto di questa situazione. Noi non possiamo lasciare sole queste persone, pensiamo che la politica, le istituzioni debbono affrontare come una situazione che è una emergenza, perché è un bene invecchiare, no? Quindi si vive più a lungo, la società nostra anche in Veneto invecchia, questo sia perché si vive più a lungo ma anche perché abbiamo un fenomeno di calo delle nascite, non si fanno più figli, quindi è una società che diventa sempre più anziana. E abbiamo bisogno appunto di farcene carico, di costruire una città, una dimensione sociale che combatta la solitudine. È un tema di democrazia perché poi tra l'altro insomma, una percentuale molto alta di queste persone anziane sole sono donne perché vivono più a lungo e hanno pensioni più basse degli uomini, diventa una questione invalidante. Continuiamo con la cronaca, non è stata ancora decisa la data dei funerali di Nicola Bertoli, il giovane di Marghera che domenica scorsa è scomparso nelle acque del Piave a Fagareddi di San Biagio di Callalta durante una nuotata con un amico. Il corpo del 24enne è stato ritrovato giovedì dai sommozzatori dei Vigili del Fuoco di Treviso dopo 5 giorni di ricerche. Ancora da decidere la data dei funerali, molto dipenderà dalla decisione della magistratura trevigiana di procedere o meno con l'esame autoptico che dovrebbe servire a chiarire se il ragazzo possa essere stato colpito da un malore prima di annegare. Se così fosse, potrebbe aver perso conoscenza prima di essere trasportato dalle correnti, in alcuni punti molto insidiose. Ed ora spostiamoci alla foce del Sile per un allarme lanciato dai pescatori della zona. Da giorni reti vuote o con pesce morto sono il triste risultato quando le imbarcazioni tornano a riva, una situazione che Agricoltura Veneta racconterà nella puntata in onda in questo fine settimana, ma sentiamo nell'anticipazione che cosa hanno dichiarato i pescatori ai nostri microfoni. Noi ci accorgiamo molto che il pesce manca sempre di più. Quest'anno è stato poi in particolare quel mese di maggio proprio piovoso, che erano parecchi anni, io non ho ricordi di un maggio così, e ci ha molto penalizzato. Infatti abbiamo trovato anche seppie morte nelle nasse circa 15 giorni fa, per tutte le acque piovane che buttano fuori, che butta fuori il Sile qui, e le canocche sono sparite. Io pesco anche con le nasse a canocche, proprio mai viste così poche canocche. È la testimonianza del presidente dei pescatori del Cavallino, che ci mostra come da giorni il risultato sia misero. 1 chilometro di reti calate alla sera e tirate su al mattino abbiamo preso 7-8 kg di sogliola. Una bella sogliola, sono poche. Un vero e proprio campanello d'allarme quello lanciato da chi vive di pesca alla foce del Sile. Indice puntato sulle concimazioni legate alle risemine dopo le forti piovosità dei mesi scorsi. Interventi sui campi che attraverso le scoline e con l'acqua d'annaffio sarebbero arrivati al fiume e da qui all'Adriatico, dimostrando, se ve n'era ancora bisogno, come l'azione dell'uomo possa devastare un ecosistema delicato come quello dei fondi marini. Che la presenza di fosfati nell'acqua non sia una novità nel Sile è cosa nota, ma le conseguenze del maltempo dei mesi scorsi avrebbe pesantemente aumentato le percentuali avvelenando di fatto le acque. Da 10 giorni che queste sono rete da palombi
da un centinaio di chili al giorno, da un giorno all'altro, 3, 5 pesci, 8 pesci, e addirittura già morti, cioè pochissime ore in acqua alle reti, già morti, non si capisce perché. Abbiamo messo lì abbiamo cambiato, abbiamo provato a Sogliole, lo stesso, 4 km di rete da Sogliole, 6-7 kg di pesce. Prendiamo che granchi morti, poi non si riesce, come questo periodo si dovrebbe vedere delfini, qualche medusa, non si vede niente. Ecco, perché voi dite i segnalatori dell'ecosistema positivo sono le meduse e anche i delfini. Quindi. Sì, perché a questa stagione qua i delfini possono venire anche a 200-300 metri dalla costa. Sono sempre stati questo periodo qua e secondo me manca queste creature, vuol dire che c'è qualche problema serio. Dai rappresentanti del settore ora la richiesta alla Regione affinché allerti l'ARPAV per le analisi che permettano di risalire la causa di questa devastazione dell'ecosistema alla foce del Sile, magari individuando il responsabile affinché fatti così gravi per il nostro fiume e il nostro mare non accadano mai più. Ed ora torniamo a parlare del monoblocco al Lido di Venezia. La protesta dei cittadini raccoglie un importante appoggio. Un ordine del giorno approvato all'unanimità da tutte le forze politiche e dai diversi schieramenti presenti in Consiglio municipale. La richiesta è una sola: garanzie sui servizi sanitari del distretto del Lido e per le isole dell'estuario. L'ULSS se la sente di garantire che i servizi sanitari saranno mantenuti invarianti o addirittura incrementati, comprese le 4 piscine con acqua di mare. Noi chiediamo questo, chiediamo chiarezza, chiediamo trasparenza e chiediamo una garanzia che i servizi sanitari vengano mantenuti. L'ordine del giorno, discusso e approvato l'altra sera dal Consiglio municipale, ha avuto anche il voto favorevole della lista Fucsia e della Lega, che nel Parlamentino stanno all'opposizione, ma che a Cafarsetti fanno parte della coalizione di governo cittadino, a sostegno del sindaco Luigi Brugnaro. Ciò che però preoccupa la cittadinanza è soprattutto che destino avranno i servizi sanitari, perché se da una parte questi progetti sono stati presentati in maniera alquanto oscura e senza il dettaglio, è evidente che in questa mancanza di trasparenza e di chiarezza poi i dubbi dei cittadini vengono a materializzarsi. Quindi noi come prima cosa, come municipalità, chiediamo che vengano questi progetti presentati pubblicamente. Il Consiglio di municipalità è eletto invece da una maggioranza di centrosinistra, a guida Partito Democratico, ma sul tema dei servizi sanitari c'è grande compattezza. Va capita la posizione dell'azienda sanitaria locale. L'ULSS riguardo a questi progetti di spostamento dei servizi sanitari e di eventuale abbattimento anche del cosiddetto monoblocco, che ricordiamo racchiude tutto il servizio sanitario lidense attuale, che posizione ha? La municipalità sull'argomento, vale la pena di ricordarlo, ha facoltà di esprimere un parere, obbligatorio ma poi non vincolante, ai fini della decisione finale. Il presidente Carella però non molla e tiene il punto. La risposta alla tragedia umana di interi popoli non può essere quella dei muri, ma della politica, una politica che una buona volta voglia affrontare tale vicenda senza pregiudizi ideologici o ingenuo buonismo, ma con realismo. Lo afferma il patriarca di Venezia, Francesco Moraglia, intervenendo sul tema dei migranti. Ritengo illusorio, non confacente con la realtà, aggiunge, pensare di risolvere oggi la questione epocale dei migranti costruendo barriere fisiche alla nostra frontiera orientale, che pure certamente va controllata e regolata. Oggi però nessun paese è in grado, dice, di rispondere da solo. Ed ora ci fermiamo per un attimo di pubblicità. Nuovamente in studio, proteggersi dal sole e dalle scottature è importante sin da piccoli, per questo è stata avviata dall'ULSS e dalla Regione una campagna di sensibilizzazione. La cultura della prevenzione va diffusa fin da piccoli, grazie soprattutto ai comportamenti corretti degli adulti.
Se un bambino si abitua a vedere i genitori spalmare la crema solare prima di esporsi al sole, ci saranno buone probabilità che in futuro farà lo stesso. È dimostrato che le scottature in età infantile provocano l'80% dei melanomi, il tumore più aggressivo della pelle. Per questo la Regione Veneto nel piano di prevenzione ha individuato la ULSS 3 Gruppo Oncologico Multidisciplinare Melanoma come capofila per la comunicazione in materia di esposizione a radiazioni UV, realizzando dei mini cartoni animati, i mini cuccioli sotto il sole, per sensibilizzare i più giovani, quindi anche i bambini in età prescolare. Il rischio di sviluppare il melanoma cutaneo è elevato sia negli uomini, 1 su 66, sia nelle donne, 1 su 84. È una malattia molto aggressiva che tende a metastatizzare velocemente, ma si può combattere con efficacia fino alla guarigione completa, se diagnosticato in fase iniziale. Quando il melanoma è sottile ci si avvicina al 100% della guarigione. È dunque importante seguire le 10 regole per proteggersi dal sole abbronzandosi in maniera sicura. Evitare di esporsi al sole fra le 11 e le 16. Applicare una crema solare ad elevato indice di protezione. Rinnovare l'applicazione della crema ogni 2 ore. Proteggersi dai raggi UV con cappello, maglietta e occhiali da sole. Proteggere la pelle dei bambini. Evitare l'esposizione solare durante la gravidanza. Bere molta acqua durante l'esposizione solare. Evitare l'esposizione solare se si stanno assumendo farmaci. Ridurre l'uso delle lampade abbronzanti e per qualsiasi cosa il sito dell'ARPAV è a disposizione. Il sogno è diventato realtà. Lido di Venezia per 90 ragazzi da tutto il nord Italia, una settimana di pallacanestro insieme all'Umana Reyer. Una settimana di basket a Venezia, affacciati alla laguna. L'ottava edizione del The Nick Camp, il camp estivo di basket organizzato dal playmaker dell'Umana Reyer Andrea De Nicolao, per la prima volta è sbarcato a Lido. 90 bambini, ragazzi e ragazze provenienti da tutto il nord Italia hanno vissuto una settimana piena di emozioni nel complesso dell'ex liceo Severi delle Terre Perse e il Cader Moro a Lido di Venezia. Tutti i partecipanti sono stati premiati. Molto importante il messaggio finale. Non abbiamo la presunzione di insegnare a nessuno di diventare Michael Jordan in una settimana, ma la cosa a cui tengo di più è che questi ragazzi continuano a giocare a basket, continuano a coltivare questa loro passione e in un futuro chi da addetto stampa, chi da procuratore, chi da giocatore, chi da allenatore possono continuare a far parte di questo nostro bellissimo sport. Tante le sorprese che hanno fatto sognare i bambini. Abbiamo avuto Stefano Tunut, Bruno Cerella, Julian Stone, Andrea Ricci che è il mio procuratore, sia mio fratello che anche lui è un giocatore professionista da 6-7 anni. Sono venuti a trovarci i miei genitori che hanno raccontato ai ragazzi tutto il retroscena miei dietro le quinte. Poi il playmaker dell'Umana Reyer ci regala un'anticipazione di mercato molto importante. Io adesso probabilmente resterò qua con la Reyer, anzi senza probabilmente, adesso nelle prossime settimane lo staff e il nostro presidente sveleranno un po' le carte di tutti quanti. Io qua sono stato bene, mi piacerebbe e mi piace sicuramente poter continuare a stare qui a Venezia. De Nicolao ha anche le idee chiare sulle mosse future e sui prossimi obiettivi della squadra da raggiungere. Mi auguro che la squadra l'anno scorso sia confermata il più possibile perché abbiamo creato veramente un gruppo speciale. Quale sarà l'obiettivo? Poi ti lasciamo andare. L'obiettivo dell'anno prossimo? L'obiettivo è vincere il più possibile, quindi partiremo subito dalla Supercoppa e poi penseremo all'obiettivo alla volta. È stata presentata al Caffè Pedrocchi a Padova la prima edizione del Festival della Cucina Veneta. La tradizionale cucina veneta, quella genuina delle nonne, fatta di ricette gustose con i prodotti del territorio, sarà la protagonista di una 3 giorni dedicata al gusto. Si svolgerà dal 5 al 7 luglio ad Albignasego il primo festival della cucina veneta, un'iniziativa che parte dalla volontà di contribuire alla promozione delle ricchezze enogastronomiche del nostro territorio. Questo festival, il 5, 6, 7 di luglio ad Albignasego, serve per creare una sintesi del meglio dei nostri prodotti e dell'eccellenza del territorio.
territorio. L'obiettivo è arrivare a Cortina nel 2026, quindi con le Olimpiadi sulla neve, e questo grandissimo risultato che abbiamo avuto grazie anche all'opera del governatore della Regione Veneto Zaia e di tutto il sistema veneto che è riuscito a fare rete, e portare la cucina veneta di fronte a un pubblico internazionale nel 2026. La manifestazione, patrocinata dalla Regione Veneto, propone eventi di degustazione con 2 tipologie di menù, uno solo di pesce e l'altro di carne, e poi laboratori, show cooking e dibattiti sulla cucina tradizionale veneta. Lo scopo è quello di unire le imprese del territorio con la cultura, coinvolgendo la cittadinanza. La nostra regione è la prima regione italiana per prodotti di qualità e specialità tipiche, un patrimonio di identità, gusti e sapori che si specchia nella cucina e nella ristorazione veneta. Valorizzare la buona tavola veneta significa dunque restituire valore aggiunto al settore primario. Ricordo che il Veneto ha 75.000 imprese agricole che danno 6 miliardi e 300 milioni di prodotti del primario, 91 tra le sigle ADOP, DOC e DOCG e 350 prodotti tipici, quindi noi li presenteremo, non so quasi tutti, ma è importante che comunque sia in questa manifestazione che premia il settore primario e i prodotti del Veneto, lanci l'appello a tutti i ristoratori della nostra regione, ma anche fuori, perché usare le materie prime della nostra agricoltura, da una parte si dà un prodotto di alta qualità alla nostra cucina, quindi a tutti i cittadini, dall'altra parte diamo anche un reddito alle nostre imprese agricole. Ed è davvero tutto per l'edizione veneziana dei nostri telegiornali. Io vi lascio come di consueto alle nostre previsioni del tempo. Grazie davvero per averci seguito e buona serata. Ben ritrovati al meteo. Bel tempo e clima sempre molto caldo, tuttavia con temperature non più da bollino rosso come è accaduto invece nella parte centrale della settimana che sta terminando. Vediamo il dettaglio di domenica 30 giugno. Sul Veneto sarà ampiamente soleggiato, il mese di giugno termina ancora nella morsa dell'anticiclone africano, tanto sole dunque, cielo del tutto sereno dappertutto. Temperature minime tra 18 e 24 gradi, massime comprese invece tra 28 e 34 gradi. Condizioni di bel tempo anche sul Friuli Venezia Giulia. Il sole infatti sarà protagonista e il cielo si presenterà limpido, non sono attese piogge particolarmente degne di nota. Temperature minime tra 19 e 23 gradi, massime oscillanti invece tra i 27 e i 32 gradi. Uno sguardo infine al Trentino Alto Adige, dove sarà soleggiato su tutti i settori, come ci mostra la nostra grafica, e il cielo si presenterà sereno e sgombro da nubi ovunque. Temperature minime tra 19 e 20 gradi, massime piuttosto calde sui 35 gradi circa. Bene, dal meteo per ora è tutto, vi do appuntamento al prossimo aggiornamento, arrivederci.